fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi c'è una sinistra che molto probabilmente, stando a qualunque sondaggio esistente, vincerà le elezioni in un paese europeo. Eppure non se ne parla tanto, in primis non se ne parla tanto sui giornaloni di sinistra o comunque di mainstream, diciamo, antidestre, anti-armata delle tenebre. E voi direte, vabbè, sarà perché si tratterà di un paese europeo secondario, insomma, non decisivo per gli equilibri mondiali. Tutt'altro, stiamo parlando del Regno Unito. Oggi ci sono le elezioni nel Regno Unito, cioè sostanzialmente una delle due potenze nucleari europee oltre la Francia, il secondo esercito della NATO, la sede della City e uno dei centri finanziari più importanti del pianeta insieme a Wall Street, il paese che ha ancora quella cosa che si chiama Commonwealth, quindi diciamo non più un impero ma un conglomerato globale che si riconosce in una visione del mondo. Insomma, oggi ci sono le elezioni nel Regno Unito. Secondo qualunque sondaggio vinceranno i laburisti dopo 14 anni di governo conservatore, 14 anni e 5 premier conservatori, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e l'attuale Sunak. Ci siamo chiesti, ma come mai non si prende le prime pagine questo leader di sinistra che sta per vincere le elezioni nel Regno Unito? Siamo andati un po' a analizzare chi è Keir Starmer, che è l'attuale leader del Labour. Beh, anzitutto ha recentemente espulso l'ex leader laburista che aveva confinato il partito all'estrema sinistra, Corbyn, giudicando giustamente intollerabile il fatto che Corbyn si rifiutasse di definire un atto di terrorismo quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre. E quindi già per questo forse non è graditissimo a certo mainstream. Dopodiché, se guardiamo le politiche, cioè Starmer è un laburista ovviamente, non è diciamo uno di noi per semplificare, ha delle proposte squisitamente progressiste, l'aumento del 5% dell'aliquota sui redditi più alti, il potenziamento della sanità pubblica, l'abolizione di cavilli fiscali che consentono tassazioni di favore, poi però ha un'idea di fondo, ha l'idea di riposizionare il Labour sulle posizioni di Tony Blair, cioè di tirarlo fuori da questo ghetto di sinistra estrema in cui era stato rinchiuso negli ultimi anni. Per esempio, ha una politica viceversa a favore delle piccole e medie imprese, anche corredata di sgravi fiscali, ha un chiaro posizionamento di politica estera nella NATO per la difesa della sovranità dell'Ucraina, su cui Corbyn era tutt'altro che chiaro, chiaramente a fianco dello Stato di Israele, cioè del pezzo di mondo occidentale in Medio Oriente, e addirittura dal punto di vista della sicurezza ha tutta un'agenda di tolleranza zero contro il crimine, tolleranza zero, e una gestione ancora più controllata dell'immigrazione, che è già molto controllata nell'attuale Regno Unito. Quindi esce il ritratto sostanzialmente di un riformista, di un uomo di sinistra, che ovviamente non è la nostra tazza di tè, per rimanere su metafore diciamo inglesi, ma un uomo di governo, un uomo che ha un'agenda lucida, contestabile, ma non un folle estremista, e sta per vincere le elezioni, potrebbe essere il nuovo Blair,
e non se lo fila nessuno oggi sostanzialmente, perché sono tutti impegnati ancora a innalzare peana al Fronte Popolare francese, no? A questa accozzaglia di comunisti fuori tempo massimo, estremisti della France Insoumise di Mélenchon, che hanno le posizioni di Corbyn su Gaza e su Israele e che sono, come dire, per aprire ancora di più le porte all'immigrazione e per consegnare ancora di più le periferie francesi a come dire, stati di Sharia di fatto, che ha un'agenda economica folle di ipertassazione, che propone la ecopatrimoniale. Questo fronte popolare sconclusionato, anacronistico, iperideologico è il modello dei giornaloni progressisti nostrani. Tant'è che hanno fatto la famosa foto di Bologna, no? Alla festa dell'ANPI si sono ritrovati tutti i leader progressisti nostrani, da Elly Schlein a Conte, a Totò e Peppino, Frattoiani Bonelli, all'attuale segretario di Rifondazione Comunista, e tutti i giornaloni hanno detto viva il Fronte Popolare all'italiana, viva la cozzaglia di sinistra che incarna le magnifiche sorti e progressive. Di Starmer, che sta per vincere le elezioni nel Regno Unito con un'agenda bleriana di governo in grado di sfidare i conservatori, di rubargli il consenso e di contendergli il consenso dei ceti moderati e produttivi, sostanzialmente se ne fregano. Domani magari sarà il loro idolo per un giorno, ma non è quello il modello è quello del Fronte Popolare. Possiamo chiudere con un famoso proverbio britannico: nebbia sulla Manica, scusate, il continente è isolato. Ma rimanete con noi, perché come ogni giovedì sta per